Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie in questa edizione della nostra informazione, notizie di cronaca che ci arrivano fresche da tutte le redazioni che questa mattina si sono occupate di quello che è successo nelle varie zone del Veneto, ma anche approfondimento, attualità. Un Veneto che si prepara a vivere il secondo ponte di fila dopo quello di Pasqua. Abbiamo visto nei giorni scorsi dati davvero entusiasmanti, presenze turistiche e visitatori con numeri importanti per tutto il Veneto, per le città d'arte, per il litorale, per la montagna veneta in generale. Questo fine settimana purtroppo potrebbe aver qualche problema con il meteo, qualche goccia di pioggia è già caduta, qualche altra è annunciata a seconda dei vari modelli che vengono presi in considerazione da chi si occupa di queste faccende, e c'è quindi un po' di timore per le tante manifestazioni che sono state organizzate proprio per riportare il grande pubblico nelle città del Veneto. Naturalmente ve lo racconteremo man mano che accadrà. Adesso andiamo a vedere subito che cos'è successo in Veneto questa mattina. Partiamo da Treviso, dove c'è stata un'aggressione con un accoltellamento. Si trova ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Treviso un 25enne di origini spagnole rimasto vittima giovedì notte di una violenta aggressione sotto un condominio di Viale Monfenera, appena fuori le mura di Treviso. Il ragazzo è stato accoltellato al culmine di una lite da un altro giovane che abita in zona. Diversi colpi lo hanno raggiunto all'addome. Sul posto il 25enne ha perso molto sangue. Gli operatori del SUEM 118 lo hanno stabilizzato e trasportato d'urgenza al Cafoncello. Stando agli accertamenti dei sanitari, i fendenti non dovrebbero aver lesionato organi interni, ma la prognosi per il paziente rimane riservata. L'aggressore si è dileguato subito dopo l'episodio, ma è stato individuato nel giro di poche ore dalla polizia e denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Non è ancora chiaro il motivo del litigio tra i due e dell'aggressione che ne è seguita. Il caso ha suscitato la preoccupazione dei residenti della strada, secondo i quali da tempo la sera la zona è frequentata da soggetti sospetti. Anche a Padova ci sono alcuni problemi con situazioni un po' complesse come quella che abbiamo appena visto, ad esempio lo spaccio di droga e il giro di sostanze stupefacenti in alcune aree della città è difficilmente controllabile. Addirittura è stato sorpreso un uomo che spacciava cocaina sul Lungargine in mezzo a parecchia gente, è stato denunciato. Attirava i suoi clienti, giovani sportivi intenti a correre o passeggiare su Lungargine Zanon, il 19enne tunisino, denunciato dagli agenti della squadra mobile di Padova. Raggiunto dopo un lungo inseguimento nella zona verde, il giovane è stato trovato in possesso di alcuni involucri di cocaina. Aveva delle dosi di marijuana nascosto in un brick per il tè il 24enne nigeriano bloccato nell'area funghi in via Bernina. Un coltello di grosse dimensioni è stato sequestrato all'Arcella a un 21enne tunisino. Questa pistola a salve tipo scacciacane calibro 8 priva di tappo rosso è stata sequestrata infine durante un controllo tra piazzetta Sartori e piazzetta Conciapelli. È un controllo che doveva essere effettuato a Monticello Conte 8 in provincia di Vicenza si è trasformato in una fuga con addirittura una resistenza nei confronti degli agenti della polizia locale che stavano effettuando le verifiche di rito. Monticello Conte 8, un pusher di 24 anni, straniero, con permesso di soggiorno scaduto, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo sarebbe stato colto in flagrante da una pattuglia della polizia locale durante la cessione di una dose di 1,30 g di eroina scambiata all'interno di un'auto. Nei pressi del Parco dell'Arte gli agenti avevano intimato agli occupanti della vettura di fermarsi, ma lo spacciatore ha tentato di darsi alla fuga, resistendo ai 2 poliziotti e causando loro lesioni guaribili in 10 giorni. Ad una successiva perquisizione sono stati rinvenuti tra gli abiti dell'uomo altri 8 grammi di marijuana. Il GIP di Vicenza ha convalidato l'arresto applicando la pena di 10 mesi di reclusione. Continuiamo a vedere le notizie di cronaca, ci spostiamo però in questo caso a Venezia.
Un sequestro preventivo di 2.200.000 euro. È la misura eseguita dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane e della Guardia di Finanza di Venezia nei confronti della Bottecchia di Cavarzere, la nota azienda che produce e commercializza biciclette. Importavano pezzi per i modelli elettrici dalla Cina in più spedizioni per assemblarle una volta giunte nel veneziano ed evadere i dazi. Con l'introduzione dei dazi antidumping 2018 su questo tipo particolare di prodotto, le aziende che commercializzano in Italia questa merce, hanno queste biciclette, hanno iniziato a trovare degli escamotage per evitare di pagare appunto questo dazio antidumping. Lo hanno fatto importando dei pezzi, le componenti delle biciclette in modo separato e svincolato, è stato provato appunto dalle indagini. Abbiamo iniziato un accesso in via amministrativa. In questo accesso abbiamo subito riscontrato per 2 importazioni degli elementi che ci hanno fatto interrompere l'accesso e pensato di predisporre appunto una notizia di reato per contrabbando e falso in atto pubblico, che è stata appunto poi acquisita dall'Eppo di Venezia, e abbiamo iniziato un'indagine su delega della procuratrice, la dottoressa Costa, che con la collaborazione della Guardia di Finanza ci ha portato poi a trovare conferma di tutte questi rischi che avevamo rilevato. I responsabili, che commentano non siamo evasori, sono stati denunciati dunque per contrabbando aggravato e falso in atto pubblico. I militari, comparando i documenti cartacei e informatici acquisiti nel corso di un sopralluogo in azienda, hanno ricostruito il flusso degli ordini ai fornitori cinesi. Un'indagine importante che ha visto, oltre alla fattiva e molto proficua collaborazione tra le dogane e la Guardia di Finanza di Venezia, anche la direzione da parte dell'autorità giudiziaria, che è la Procura Europea appunto di Venezia, che è una delle prime iniziative appunto nel territorio veneto da parte della Procura Europea. Torniamo a Padova, dove verranno date in dotazione agli agenti della polizia locale le cosiddette bodycam. Sono delle piccole videocamere che vengono applicate sull'attrezzatura, sulla divisa degli agenti, e che possono documentare tutto quello che succede, che possono essere usate quindi per raccogliere video da usare poi in eventuali situazioni davanti a un giudice, o anche per raccolta naturalmente di prove. Vediamo. Telecamera con luce verde in stand-by, rossa quando è in funzione. Sono queste le nuove bodycam in dotazione alla Polizia Locale di Padova, assegnate da subito agli agenti che operano su strada dopo adeguata formazione e in seguito a disposizione degli uffici per occasioni particolari. Si tratta di primi 40 dispositivi individuali assegnati ad altrettanto personale della Polizia di Prossimità e della Sicurezza Urbana, a cui faranno seguito nelle prossime settimane l'assegnazione degli altri 110 dispositivi. Tutto il personale che opera all'esterno sul territorio, nell'attività di controllo e presidio del territorio, indosserà questo dispositivo e lo utilizzerà. Un dispositivo di ultima generazione che sarà man mano aggiornato dall'azienda produttrice in base alle nuove tecnologie. Noi lo utilizzeremo come tutti evidentemente per questioni di polizia giudiziaria, esclusivamente per quello, e credo sia una grandissima garanzia di sicurezza sia per gli agenti ma anche per i cittadini. Sono degli strumenti molto sofisticati, riprendono circa 150 gradi rispetto al punto di visione appunto della telecamera, e questo ha anche una visione d'insieme che si può fermare sia al particolare che anche a una visione di carattere generale. Il dispositivo deve essere utilizzato quando vi sono fatti che potenzialmente rappresentano un reato. Pensiamo alla situazione in cui un interlocutore aggredisce l'agente operante, piuttosto che situazioni in cui si manifestano situazioni di rissa, di aggressioni tra persone a cui l'operatore assiste, oppure anche nel momento in cui il nostro agente assiste al tentativo di furto di un velocipede, piuttosto che il danneggiamento
di una struttura pubblica o privata. I presenti saranno avvisati dagli agenti in caso di azionamento della telecamera. Tutti i dati saranno decriptati solo da un apposito software fornito dall'azienda al comando di polizia locale. Uno strumento a servizio dei cittadini che godranno di una maggiore tutela e degli agenti che avranno una maggiore responsabilità nell'utilizzo, chiamati al rispetto del codice deontologico. 30 lo scorso anno, ricorda il comandante, le denunce presentate per resistenza e oltraggio nei confronti degli agenti in servizio. Ieri vi avevamo dato la notizia di un giovanissimo che era rimasto coinvolto in un incidente nel Bassanese, la sua auto aveva preso fuoco, lui era rimasto incastrato nell'abitacolo, era stato salvato da 2 turisti, abbiamo anche le immagini, vediamo. Tanta paura per un 19enne di Breganze, salvo per miracolo dopo un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale via Gasparona, a poca distanza da casa, diretto verso Col Ceresa. Il giovane era al volante di una Fiat 500 quando ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato finendo in un fossato, tranciando un tubo del metano e innescando una fiammata. L'utilitaria è quindi carambolata dalla parte opposta della strada, mentre il conducente è rimasto incastrato all'interno con il motore che ha preso fuoco. A questo punto provvidenziale è stato l'intervento di 2 fratelli che hanno assistito alla scena, hanno fermato un autobus e con l'estintore del mezzo hanno spento il rogo salvando la vita al 19enne. Si è poi saputo che i 2 risiedono in Spagna e hanno raccontato che hanno agito senza indugio perché dove vivono chiunque guidi una macchina è obbligato a saper usare l'estintore di cui deve essere dotato ogni mezzo. Sul posto i vigili del fuoco di Bassano che hanno estratto il giovane dal veicolo affidandolo ai sanitari del SUEM 118 che l'hanno portato al San Bassiano. Per lui solo tante botte. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, abbiamo visto quello che è successo questa mattina nelle varie zone della nostra regione. Torniamo nel Trevigiano dove c'è stata un'impressionante aggressione ai danni di un 70enne. Ha prima cercato di investirlo con la macchina, poi lo ha picchiato colpendolo con un pugno in faccia e la vittima, un 70enne, è rimasto a terra lungo la strada mentre il suo aggressore si allontanava. Il pensionato è il titolare di un negozio in strada dell'aeroporto nel quartiere trevigiano di San Giuseppe. All'origine della violenza che ha subito ci sarebbero dei dissapori di vecchia data con un conoscente. Il 70enne è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso e dimesso con una prognosi di 28 giorni, avendo riportato una frattura al polso. L'episodio è stato denunciato anche attraverso i social dalla figlia, un'imprenditrice che conosce personalmente l'aggressore, che da mesi starebbe vessando l'anziano e la famiglia con continui dispetti, tanto da essere già stato denunciato in precedenza. Ma i motivi dei dissidi non sono chiari, se non, dice la 47enne, dell'invidia e del rancore accumulati nel tempo. Adesso andiamo a Jesolo dove è stata profanata la tomba di Silvia Lucchetta, l'infermiera simbolo della lotta al Covid. È un gesto irrispettoso e vile verso una persona che è mancata in uno dei momenti più tragici dell'umanità, cioè il periodo di Covid e quindi con una pandemia in atto a livello mondiale, internazionale. Oggi il luogo in cui riposa Silvia Lucchetta è tornato in ordine, ma il saccheggio cui è stato sottoposto ha indignato un'intera comunità. Sono stati rubati tutti gli oggetti che si trovavano nella sua tomba a Jesolo Paese: croci, coroncine, rosari, manifestazioni d'affetto che parenti e amici avevano lasciato per onorare la memoria dell'infermiera scomparsa a 49 anni nel 2020. Un simbolo della lotta al Covid, del sacrificio di coloro che attraverso la propria professione sono stati in prima linea nei momenti più tragici della pandemia. Questa è la nuova ala del cimitero di Jesolo ed è qui che dal marzo del 2020 riposa Silvia Lucchetta e qui l'altro giorno i suoi genitori hanno fatto l'amara scoperta.
Uno shock che ha provocato un malore al padre di Silvia. Definendo il gesto ignobile, senza scusanti, il presidente della regione Zaia ha espresso vicinanza ai familiari che, già provati da un così grave lutto, hanno dovuto subire anche il dolore dell'oltraggio della memoria. Il corpo senza vita di Silvia era stato trovato alla Foce del Piave a Cortellazzo. Lo stress di quei giorni di intensa attività in corsia era stato fortissimo, insopportabile. La famiglia allora aveva chiesto il silenzio, un silenzio rotto dal gesto inqualificabile di cui è stata oggetto la sua tomba. Gli stessi genitori di Silvia avevano segnalato di aver notato da qualche tempo delle presenze sospette all'interno del cimitero. E spero vivamente che le forze dell'ordine, che sono già alla ricerca di vedere se trovano questi, non so come definirli, queste persone, per non offendere più di tanto, io spero vivamente che riescano a trovarli, perché è un atto veramente vile che fa solo male a tutti noi. Intimidazioni via posta e sui social, non si fermano i blitz Novax nella Marca. Purtroppo sono episodi che fanno male, questo, soprattutto ai bambini, perché non riescono a comprendere il contesto in cui siamo, spaventano. E ritengo che per esprimere le proprie opinioni ci siano altri mezzi, ci sono altri canali, non assolutamente questi. La libertà di parola, di espressione va bene, ma stiamo sbagliando metodologia. Ritorna con la mente ai raid dell'inverno scorso nel suo comune Katia Uberti, sindaco di paese, dove più volte le scuole erano finite nel mirino dei soliti ignoti. Lei stessa è stata ed è tuttora destinataria di messaggi dal contenuto Novax per essersi espressa a favore della scienza e del vaccino. Lo aveva raccontato nei nostri studi, ma la denuncia pubblica non è bastata a farli desistere. Lettere ne ricevo puntualmente, quindi non dico ogni settimana, ma ho le persone affezionate che continuano a scrivermi, sì. Io sono in contatto anche con le forze dell'ordine, con i carabinieri, ovviamente li informo puntualmente di tutto ciò che accade, stanno tenendo sotto controllo, al momento mi hanno detto non ci sono estremi per mettere sotto controllo, ovviamente, perché sono lettere molto generiche di articoli di giornali, contestazioni, quindi al momento, finché non toccano e non vanno sul personale come è successo prima di Natale, teniamo solo sotto controllo la situazione. Che la situazione sia ancora tesa, nonostante la fine graduale delle restrizioni, lo conferma anche l'Associazione di Commercianti Veneto Imprese Unite, che la scorsa settimana aveva segnalato la fissione di manifesti, sempre Novax, fuori da alcuni negozi del centro. Dopo la denuncia pubblica, lo stillicidio è proseguito via social. Abbiamo ricevuto migliaia di commenti sotto i nostri post che appunto facevano un po' di rassegna stampa, comunque condannavano i gesti degli altri giorni, e anche questa è una sorta di violenza, seppur non fisica. Commenti virtuali con abuso di richiami al nazismo, spesso usata a sproposito anche l'immagine di Anna Frank. L'associazione con il nazismo e soprattutto col trattamento subito dagli ebrei è sicuramente di dubbio gusto e va a rivangare una pagina della storia che dovremmo lasciare lì, e la gente deve riposare serena dopo quello che ha passato sotto l'Olocausto. Una notizia che è anche di servizio, perché l'invio di lettere con certificati di esenzione sbagliati e corrispondenti ad altri utenti a migliaia di cittadini padovani da parte dell'ULSS 6 Euganea ha portato a una richiesta di informazioni al presidente del Veneto Luca Zaia e all'assessore Manuela Lanzarina da parte delle opposizioni regionali. Interrogazioni sono state presentate appunto dai consiglieri regionali di minoranza che chiedono di fare chiarezza sull'ennesima fuga di dati sensibili da parte dell'ULSS Euganea. Dall'azienda sanitaria intanto la risposta in un comunicato in cui si precisa che si tratta di una problematica generata nel corso dell'elaborazione dei dati in modo indipendente dall'attacco hacker dello scorso dicembre. Immediata l'attivazione dell'azienda, che ha disposizioni per il reinvio delle certificazioni che non contengono dati afferenti allo stato di salute dei cittadini. Cambiamo decisamente argomento, vediamo l'apertura del processo d'appello per il crack di BPV. È iniziato il processo d'appello per il crack della Banca Popolare di Vicenza. Prima udienza nell'aula bunker a Mestre, dove si avvia il secondo atto dopo un anno dalla sentenza di primo grado. L'ex presidente Gianni Zonin era stato condannato a 6 anni e 6 mesi, assieme all'ex vice direttore generale Emanuele Giustini a 6 anni e 3 mesi e agli ex vice DG Paolo Marin e Andrea Piazzetta a 6 anni. Oggi in prima fila l'84enne Zonin ha annunciato che sarà presente per tutto il processo. Iniziato poco dopo le 10 di una mattinata,
dedicata alla fase preliminare, alle ricostruzioni delle irregolarità legate alla gestione dell'istituto poi dichiarato fallito. Arrivati da tutto il Veneto e dal Friuli, risparmiatori traditi, un centinaio in pullman da Vicenza per chiedere ancora una volta che si faccia giustizia. Oggi eravamo qui con alcune centinaia di risparmiatori che rappresentano le migliaia di risparmiatori che si sono costituite parte civile nel procedimento e che naturalmente si augurano di arrivare presto alla giustizia. Ci è stato garantito che il procedimento avrà un ritmo serrato proprio per evitare quella che è la spada di Damocle che pende purtroppo sulle teste di tutti noi operatori, noi associazioni e soprattutto sulle teste dei risparmiatori azzerati. Quello che ci auguriamo naturalmente è che venga fatta giustizia. Una corsa contro il tempo per evitare la spada di Damocle della prescrizione. La Corte ha fissato 3 udienze alla settimana a partire dal mese di maggio. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a vedere la situazione della siccità in Veneto, le ripercussioni anche gravi che potrebbero arrivare nell'immediato futuro. Colgo l'occasione per esprimere una raccomandazione a tutti di utilizzare meno acqua possibile. Stiamo vivendo un momento estremamente delicato di vera emergenza per quel che riguarda la disponibilità dell'acqua. Un appello che sottolinea quanto sia critica la situazione acqua nella Marca e nel Veneto, in particolare lungo l'Adige, che significa meno semine di riso nel Veronese e risalita del cuneo salino in Polesine. Ma è tutta la regione in crisi idrica, come ci conferma il presidente dei consorzi di bonifica del Veneto. La situazione rimane critica, nonostante oggi qualche millimetro di pioggia sia caduto, ma diciamo che gli alvei principali, i canali fiumi principali sono sotto mediamente quasi del 70%. Di questo passo, insomma, a rischio non è soltanto l'irrigazione agricola, ma anche l'uso potabile dal mio punto di vista. Ecco perché dal Consorzio Piave, come da tutti gli altri del Veneto, parte un appello a tutti i cittadini. Evitiamo di lavare la macchina se non serve. Cerchiamo di non lavare i piatti prima di metterli in lavastoviglie, perché poi ci pensa la lavastoviglie a lavarli. Cerchiamo di ridurre al massimo l'utilizzo dell'acqua sia negli orti che nei giardini, pur essendo collegati al servizio del sistema irriguo che noi abbiamo, proprio per riuscire a garantire la disponibilità d'acqua sia da un punto di vista di acqua potabile nelle falde, sia per quel che riguarda l'acqua per la produzione delle materie prime indispensabili, soprattutto in un momento come questo, per le aziende agricole, per produrre materie essenziali per la nostra vita di tutti i giorni. In Regione sarebbe pronta l'ordinanza che prevede la chiusura delle fontane e il taglio del 50% della fornitura per l'irrigazione agricola, oltre ai divieti di lavaggio delle auto di utilizzo per orti e giardini. Accanto ai divieti, a Palazzo Balbi però stanno già approntando alcune contromisure. Noi ci stiamo muovendo in 2 direzioni, una facendo una mappatura del territorio per capire quante cave dismesse e dove è possibile tecnicamente poter creare degli invasi in maniera da trattenere l'acqua quando ce n'è in abbondanza e poi rilasciarla nei momenti di siccità, e l'altro che è già aperto, ci sono dei bandi PSR regionali con 30 milioni di euro, anzi faccio un appello a presentare domande all'interno di questi bandi, perché rispetto ai soldi a disposizione le domande sono molto meno, dove diamo la possibilità alle aziende di crearsi degli invasi aziendali, chiamiamoli così, sotto i 25.000 metri cubi, in maniera da crearsi delle riserve autonome di acqua. C'è da dire che la perturbazione che sta passando proprio in queste ore sul Veneto ha scaricato un po' d'acqua, qualche millimetro, qualche decina di millimetri di pioggia al massimo, ma ovviamente per la situazione della siccità questo non può bastare e serviranno anche politiche strutturali per il futuro, per evitare di rivedere quello che stiamo vedendo ora. L'assenza di neve sui rilievi si è fatta notare, ha pesato moltissimo soprattutto sulle possibilità di attingere per irrigazione in alcune zone, anche nella pedemontana, ma abbiamo visto ad esempio a ridosso dell'Adige una situazione molto simile, quindi non è l'ultima volta che sentiremo parlare di questo tema. Adesso però facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo chiuso per ora la pagina della cronaca, pronti a riaprirla se dovessero arrivare notizie dalle nostre redazioni riguardanti le varie zone del Veneto. Andiamo invece a Padova, dove un bambino che è arrivato dall'Ucraina con una scheggia di mortaio conficcata nel corpo è stato operato all'ospedale. Il bambino ha tenuto questa scheggia nel suo collo per circa un mese. E questa è la scheggia di mortaio rimossa a pochi centimetri dal cuore di Kirillo, bambino ucraino di 11 anni, grazie a un intervento di 6 ore eseguito dall'equipe dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia pediatrica dell'azienda ospedale Università di Padova. A guidare il team chirurgico Vladimiro Vida. Però fortunatamente siamo riusciti a estrarre la scheggia senza aver complicanze e abbiamo ridotto questa raccolta di sangue che era in espansione, che poteva ovviamente portare a una sofferenza del paziente. La chirurgia è stata esente da complicanze, per fortuna, la notte è passata bene, il paziente è già estubato, ha già parlato con il padre, è in buone condizioni, penso che dopo un paio di giorni di osservazione lo rimanderemo in reparto. È stata la ricostruzione in 3D delle strutture anatomiche a permettere all'equipe di studiare l'intervento passo passo. I medici sono fiduciosi che Kirillo, accompagnato in Italia dal papà e da una zia, si riprenderà nonostante per un mese abbia vissuto con un'emorragia al collo, rischiando la vita in ogni momento. Una chirurgia di guerra che Padova si prepara ad affrontare per dare una speranza a tante persone come Kirillo, che sotto quel colpo di mortaio ha perso la mamma e un cuginetto. Per fortuna noi non siamo abituati a questo tipo di chirurgia, ma dovremmo abituarci, perché effettivamente stanno arrivando in particolare appunto da queste zone di guerra dell'Ucraina delle situazioni molto particolari, molto pesanti, come quella che è stata appunto illustrata, e Padova è pronta ad accogliere queste situazioni. Continuiamo a parlare di sanità, continuiamo a parlare di bambini e giovani e giovanissimi in generale, perché è allerta per una forma di epatite pediatrica ancora sconosciuta. Non c'è nessun caso ancora, la pediatria nostra non è ancora rilevato nessuno e speriamo che non succeda niente. È chiaro che stiamo attenti come laboratorio, dottoressa Vian, proprio per verificare se dovremo avere qualche segnalazione, in tal caso ci muoveremo, insomma. Epatite acuta pediatrica di origine sconosciuta. Al momento non ci sono casi in provincia di Treviso, ma l'allerta è alta dopo i casi 7 ad ora le segnalazioni in varie parti d'Italia di epatiti di natura ancora da definire tra i bambini, che causano forme acute anche molto gravi, come quella che ha colpito un bimbo di 4 anni di Prato trasferito al Bambin Gesù di Roma, per il quale non si esclude un trapianto di fegato. Numerose nelle ultime settimane i casi segnalati in diversi stati europei, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Un caso sospetto di epatite su un ragazzo di 18 anni è stato diagnosticato a Treviso nei giorni scorsi. Abbiamo avuto un caso, ma non era collegabile a questo, non era collegabile all'adenovirus. Nel frattempo, sul fronte Covid continua il monitoraggio della nuova sottovariante di Omicron individuata in Veneto. L'Omicron CJ, noi abbiamo circa, almeno dei dati che ci ha dato l'Istituto Zooprofilatico, il 4%, il resto ormai siamo al 96% con Omicron 2. Stenta a decollare la quarta dose di vaccino destinata agli anziani over 80 e ai fragili, anche perché numerose sono le persone che sono già state contagiate. Per cui l'obiettivo nostro è intorno al 50%. Siamo al 21,6%, speriamo adesso di dare un'accelerata in tal senso. Parliamo adesso della possibilità di vedere uno stop alle mascherine o ad alcune delle restrizioni che sono ancora in vigore. A Belluno 250-300 casi al giorno, nel Veneto 6-7 mila casi al giorno. La decisione sul togliere definitivamente la mascherina può essere rinviata. Resta aperto il dibattito sull'obbligo della mascherina al chiuso, che dovrebbe scadere il prossimo 30 aprile, ad eccezione dei mezzi pubblici e al cinema. Ancora troppo elevata la circolazione del virus nella variante Omicron 2, caratterizzata da una diffusività e contagiosità elevata, superiore a quella del morbillo. Portare la mascherina può essere utile. Ricordo che anche se non c'è un divieto, questo non significa che non rimanga raccomandata l'indicazione. Il contagio in provincia di Belluno rende la situazione ancora impegnativa dal punto di vista dei numeri: 200-300 casi al giorno per un totale di 2.435 attualmente positivi. Certo, spiega il dottor Cinquetti, i numeri sono più contenuti. Abbiamo vissuto la prima fase di inizio epidemia 2 anni fa.
abbiamo vissuto la quarta fase con numeri impressionanti e anche la seconda, oggi siamo di fronte a numeri importanti ma gestibili. In queste settimane è partita l'offerta di quarta dose per gli over 80 e più in generale per le persone fragili e gli ospiti delle case di riposo. Il richiamo è ad accesso libero nei centri vaccinali, nei centri di servizio organizzati dai medici di base oppure prenotabile nel sito dell'ULSS 1 Dolomiti. Per chi ha invece contratto il virus e ha un quadro clinico delicato, sono disponibili le cure con anticorpi monoclonali e antivirali. Il fatto di avere delle cure disponibili non deve far venir meno l'attenzione verso avere una copertura immunitaria da vaccinazione adeguata e verso comportamenti, specie per persone non giovani, responsabili. Ci sono gravi ricadute sulla popolazione, soprattutto sulla popolazione più anziana, di quello che stiamo vivendo ormai da troppo tempo, e in generale le cosiddette demenze che colpiscono soprattutto le persone di una certa età stanno diventando un problema sempre più importante. Se ne è parlato a Treviso. Il dato è sconcertante ed allarmante. Noi nella provincia di Treviso abbiamo questo dato: il 53% degli ultra 75 anni oggi vivono da soli. C'è un rapporto tra il tema della solitudine e dell'isolamento e il tema del deterioramento cognitivo e della demenza. Quindi bisogna riorganizzare la società. Tanti anziani sempre più soli e a rischio fragilità. Questo è il trend di una marca che invecchia ma che allo stesso tempo corre ai ripari innovando, come dimostra la firma del protocollo avvenuta a Palazzo dei 300, che rende Treviso città amica della persona con demenza, dal comune all'ULSS, passando per MOM, prefettura, diocesi, camera di commercio, ufficio scolastico, mondo del volontariato, tutti schierati per costruire una città su misura. È un atto di grande civiltà, ma soprattutto un impegno di 10 associazioni, istituzioni, di lavorare tutti a favore delle persone con demenza e dei loro familiari. Nella Marca le persone affette da demenza sono circa 10.000, 40.000 i familiari coinvolti nella cura, anche loro a rischio depressione, ansia e disturbi del sonno. Una città più vivibile può aiutare tutti, basta poco. A volte la persona fragile ha bisogno di piccoli gesti, qualcuno che non metta fretta se si trova alla cassa, qualcuno che non la faccia aspettare se dal parrucchiere in fila, perché le persone con demenza non hanno pazienza, non hanno un'idea del tempo come ce l'abbiamo noi, e quindi se capiamo che c'è questo bisogno dobbiamo lasciare andare senza arrabbiarsi perché magari è il nostro turno. Nel protocollo, oltre alla sensibilizzazione, c'è spazio per azioni concrete. Negozianti e forze dell'ordine saranno formate a riconoscere le persone affette da demenza e supportarle con la giusta attenzione. La stessa MOM ne agevolerà ulteriormente il trasporto. Si tratta di fare un passo in più in un territorio già all'avanguardia. Proprio ISRA nel 2005 è stata la prima struttura in Italia a istituire i caffè Alzheimer. Io da osservatore esterno sono ammirato come in questa città funzionano i servizi, ma soprattutto funzioni l'attenzione verso le persone fragili, non soltanto in ambito di case di riposo, nelle RSA, negli ospedali, ma anche nella città. Qui c'è un'atmosfera favorevole alle persone meno fortunate. Restiamo in tema salute più che sanità, perché a Padova si parla di esercizio fisico inteso come terapia. Lo sport e la pratica sportiva come medicina. Apre a Padova, al primo piano del monoblocco, l'ambulatorio per la prescrizione di esercizio fisico, offerta della medicina dello sport e dell'esercizio diretta da Andrea Ermolao. Lo scopo di questo ambulatorio è questo, è quello di avvicinare e spingere a praticare esercizio anche molte persone che magari possono avere delle difficoltà e magari anche per la paura di avere dei problemi non lo praticano, o nel pensiero che magari nella loro condizione l'esercizio sia controindicato e sia un potenziale rischio. Allora, siccome è raro che sia un rischio reale importante, ma più spesso con dei rischi molto controllabili, superabili, invece i benefici sono nella stragrande maggioranza dei casi superiori ai potenziali rischi. Allora ecco, lo scopo di questo ambulatorio è quello di andare incontro alle persone e facilitare questo avviamento alla pratica di esercizio fisico. Per accedere è necessaria la prescrizione del medico di riferimento, lo specialista o il medico di medicina generale, e sarà possibile contattare il servizio all'indirizzo prescrizione.esercizio@aopd.veneto.it. L'efficacia dell'esercizio è tale per cui in alcuni casi è pari o anche superiore a quella delle medicine, quindi è uno strumento terapeutico che dobbiamo
imparare ad utilizzare, e dobbiamo cercare di utilizzare diffusamente in quella ampia popolazione, in tutta la popolazione in realtà, perché fa bene a tutti, ma specialmente in quella popolazione con patologie croniche. Quindi chiaramente è una ampia popolazione che può beneficiare in modo importante per il suo stato di salute, ma anche per la sua qualità di vita. Ci arriva adesso una notizia dall'ANSA che riguarda la sanità e riguarda il Veneto, perché è arrivato un nuovo acceleratore lineare guidato dall'intelligenza artificiale che si aggiunge a un'apparecchiatura già in uso, che unisce radioterapia alla risonanza magnetica ad alto campo. È arrivato al Dipartimento di Radioterapia Oncologica Avanzata dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in provincia di Verona, che diventa così il primo centro italiano per la radioterapia cosiddetta adattativa high-tech di ultra precisione. Questi strumenti consentono di definire perfettamente la sede di un tumore e di colpirla con la massima precisione e con alte dosi di radiazione senza danno per i tessuti sani e in tempi più brevi. Quindi una notizia che conferma quanto sia importante, quanto sia avanti la sanità della nostra regione. Ovviamente ci sono anche alcune cose che vanno un po' sistemate, un po' riviste, e noi come sempre raccogliamo tutte le istanze, tutte le segnalazioni dei nostri telespettatori per andare a chiedere conto poi a chi di dovere, e come sempre lo raccontiamo nel nostro telegiornale, nel nostro Focus TG, nei nostri telegiornali. Adesso facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che ci siano ancora raid no vax anche nelle scuole. Vediamo. Un atto vandalico che danneggia il bene comune, che offende la comunità e che provvederemo immediatamente a sistemare, quindi dovremo spendere soldi della comunità per ripristinare questi imbrattamenti che vengono fatti di notte all'oscuro di tutti, perché non c'è coraggio di metterci la faccia. Hanno agito ancora una volta nell'ombra gli autori delle nuove scritte Novax comparse nottetempo in alcuni edifici scolastici della città, le più appariscenti alle elementari Vittorino da Feltre nel quartiere di Monigo, ma nel mirino sono finite anche le materne di San Liberale. Le scritte in stampatello erano firmate con le 2V già viste in altri messaggi Novax apparsi nei mesi scorsi a Treviso e in quelle più recenti di Padova, che pochi giorni fa hanno tirato in ballo non solo il sindaco della città del Santo, ma anche il presidente della regione Luca Zaia. Questa non è democrazia, questa è arroganza, questa è slealtà, e questo è anche un reato, perché se verrà identificato poi pagherà per i danni che ha fatto al bene comune, soprattutto perché offende e punta ai bambini, quei bambini che noi invece stiamo cercando in tutti i modi di tutelare. Imbrattare poi una scuola pubblica con delle scritte deliranti non ha alcun senso. Diversamente da quelle che sono apparse in città di Padova, queste non hanno un obiettivo ben specifico, sono di natura generica, vanno comunque prese sul serio in ogni caso, e gli accertamenti di polizia saranno già in corso e vedremo gli esiti. Il comune dal canto suo da un lato ha già proceduto con il ripristino, nel primo pomeriggio le scritte erano scomparse, dall'altro intende andare fino in fondo. Ovviamente abbiamo fatto denuncia alle autorità competenti, adesso vedremo. È evidente che chi compie questi gesti conosce la zona, quindi conosce il posizionamento delle telecamere, però voglio dire, è una magra consolazione per questa persona. Sappia che sta offendendo la comunità e sta danneggiando tutta la comunità. C'è un clima generale di rifiuto e di incomprensione di determinate situazioni su cui qualcuno gioca nel torbido. Parliamo ancora di scuola, ma da un altro punto di vista, perché a Vicenza in questo caso mancano le maestre. Vediamo.
Sì, mancano maestri soprattutto di scuola materna, un SOS che dura da tempo perché la difficoltà è quotidiana a reperire veramente quando ci troviamo di fronte a qualche malattia, a qualche problema, di dover sostituire velocemente. Le graduatorie ci sono, ma spesso le persone che chiamiamo sono già occupate. Così reclutare il personale diventa un'impresa. L'SOS è lanciato dall'assessorato all'istruzione, cui fanno capo 17 scuole d'infanzia comunali. Cause da ricercare, secondo l'assessore Tolio, stanno sia nella difficoltà del percorso, sia nel precariato, sia nelle retribuzioni poco invoglianti. È sempre un esercizio di grande equilibrio, di grande comunicazione tra le scuole, vedere se c'è disponibilità. A volte ci avvaliamo anche del personale interno che ci dà grandissima disponibilità, però è chiaro che le graduatorie, voglio dire, dovrebbero essere rimpinguate, riempite di personale qualificato, che però sembra non esserci. Anche l'ANCI sta evidenziando questo problema a livello nazionale. Pertanto io auspico che si creino dei percorsi più semplici e soprattutto che le persone vengano incentivate anche dimostrando il valore di quello che vanno a fare anche economicamente e vengano incentivate a farlo. Voltiamo pagina, andiamo a vedere un esempio piuttosto inusuale di sinergia, collaborazione fra pubblico e privato a Torreglia sui Colli Euganei. Con gioia oggi inauguriamo questa nostra insegna all'ingresso di Torreglia. I ristoratori delle tavole tauriliane di Torreglia si prenderanno cura del grande rondò all'ingresso del comune dei Colli Euganei. Una sinergia tra pubblico e privato per fare squadra e rilanciare un territorio che dopo la pandemia vuole ritornare ad essere un punto di riferimento della ristorazione padovana. Per questo motivo all'interno della aiuola della rotonda campeggiano i nomi dei ristoranti di Torreglia che fanno parte delle tavole tauriliane. Abbiamo pensato di utilizzare questa parte per fare una nostra pubblicità, diciamo anche un benvenuto a chi viene nel comune di Torreglia, e abbiamo anche coinvolto le varie associazioni. Noi siamo l'associazione Tavole Tauriliane dei ristoranti a Torreglia e abbiamo anche poi coinvolto le altre associazioni tipo il FAI, tipo la Strada del Vino e il Consorzio dei Vini Colli Euganei e anche il Consorzio Colli e Marketing di Avona e Montegrotto. Nel progetto di gestione della rotatoria collocata fra via Montegrotto e via Mattei rientrano anche il FAI, il Consorzio dei Vini dei Colli Euganei, la Strada del Vino Colli Euganei e Terme Consorzio Marketing. La Food Valley dei Colli Euganei. Non solo cose buone, belle che arrivano dal traffico, anche problemi effettivamente in altre zone del Padovano. Quartieri e aree centrali di Vigonza sono soffocati dal traffico e questo è il momento di affrontare e risolvere il problema. La denuncia arriva dal candidato sindaco Gianmaria Boscaro, convinto che i cittadini siano esasperati e che l'inquinamento dell'aria risenta di code e rallentamenti. Bisogna risolvere il problema del traffico in centro a Vigonza. La Noalese sta soffocando i quartieri del centro e con l'arrivo anche delle nuove edificazioni autorizzate con la nuova variante urbanistica la situazione diventerà insostenibile. Inoltre c'è da restituire alle famiglie lo spazio verde condizionato da traffico e qualità dell'aria. La soluzione ci sarebbe un progetto già esistente per una bretella che colleghi la Noalese prima di Vigonza con la zona industriale di Padova e con la tangenziale di Padova. Proponiamo di realizzare una bretella da Melaredo a Peraga in zona artigianale in modo da far defluire tutto il traffico, soprattutto quello pesante, direttamente in tangenziale e non farlo passare per il centro di Vigonza. In questo modo potremo anche tutelare l'ambiente, la salubrità dei cittadini riducendo l'inquinamento. Le alternative dunque in realtà sono due per lo stesso progetto e l'ipotesi di coinvolgere i cittadini nella scelta sarebbe interessante, con l'unico vero obiettivo di sollevare Vigonza dal traffico di attraversamento, migliaia di veicoli che causano pesanti effetti negativi sulla vita dei cittadini. E domani il rischio è che il traffico, non solo quello di attraversamento, possa incontrare alcune difficoltà a Padova perché c'è una concomitanza di eventi che segnano in sostanza la ripartenza della città. Da una parte c'è la maratona, quindi che coinvolge anche località, comuni dell'Interland fino ad andare quasi sui Colli Euganei. Dall'altra c'è la partita del Calcio Padova che tenta l'accesso diretto
alla Serie B e c'è perfino la domenica ecologica con il centro chiuso al traffico, quindi una serie di concause che potrebbero da una parte portare il pubblico delle grandissime occasioni, dall'altra creare qualche problema. Vediamo il servizio. Gli occhi di tutti sono puntati al cielo, che non fornisce per ora grandi garanzie, ma il 24 aprile sarà una domenica all'insegna della ripresa per la città di Padova, che torna a tingersi di grandi eventi. Tutto il perimetro all'interno delle mura cinquecentesche sarà bloccato dalle 8:30 alle 18:30 per l'ultima domenica ecologica dell'anno, ma a dire il vero, a farla da padrona per tutta la giornata sarà la Padova Marathon, che dopo 2 anni di special edition causa Covid torna a riprendere possesso del suo teatro naturale, Prato della Valle. Partenza della maratona dallo Stadio Euganeo, della mezza maratona da Abano Terme, anche i 3 circuiti delle stracittadine confluiranno nella piazza principale della città del Santo. Corse del tram ridotte, ferme sulla linea sud fino alle 13, numerose le chiusure al traffico non solo a Padova, ma anche nei comuni di Abano Terme, Montegrotto, Teolo, Selvazzano e Rubano. A controllare, a vigilare sulla sicurezza dei circa 3.000 atleti attesi, un importante dispiegamento di forze dell'ordine, agenti della polizia, carabinieri, 50 vigili e poi volontari della protezione civile e il personale del SUEM, nell'ambito di un piano messo a punto dalla prefettura nei giorni scorsi. A partire dal pomeriggio gli occhi della città saranno puntati sullo Stadio Euganeo, dove in calcio Padova si gioca con la Virtus Verona gli ultimi 90 minuti a disposizione per conquistare direttamente la promozione in Serie B. Fischio d'inizio alle 14:30. A Bassano invece torna in piazza, torna in centro storico dopo 2 anni di stop imposto dalla pandemia la mostra al mercato dell'asparago bianco DOP appunto di Bassano, un prodotto importantissimo per tutto il territorio. Torna dopo 2 anni di stop la mostra concorso dell'asparago bianco di Bassano. Domenica sbarca in Piazza Libertà l'85esima edizione della manifestazione basata sull'oro bianco del bassanese. Verranno esposti i mazzi, ossia le ruote, che avranno un peso massimo di 3 kg, da 2,5 kg a 3 kg, con gli asparagi più belli che i produttori stanno raccogliendo in questi giorni proprio per la domenica. Verranno esposti, ci sarà una giuria in cui proprio di esperti in cui giudicheranno e faranno una lista, una classifica. In ballo anche un mercato con i prodotti del territorio e nel pomeriggio alle 17:30, grazie alla collaborazione con i ristoratori bassanesi, si potrà degustare il celebre risotto agli asparagi, mentre la Pro Bassano proporrà abbinamenti con i vini locali. Durante la manifestazione abbiamo il piacere di ospitare la Corte Contadina di Cadolfin, in cui porterà attrezzature agricole vecchie, datate, antiche e anche qualche trattore d'epoca, quindi proprio un tuffo nel passato, nel mondo agricolo. Dopo 2 anni di grande difficoltà anche per il mondo agricolo, l'asparago diventa un traino per l'intero comparto. È un prodotto principe del nostro territorio e in cui proprio è il valore aggiunto dei prodotti agricoli di questa realtà. E torna a Cittadella, la città dei ragazzi. 45 stand, una cinquantina di attività ludico-ricreative occuperanno il centro storico di Cittadella domenica prossima dalle 10 alle 18:30. Associazioni di volontariato e di categoria, istituti scolastici, forze dell'ordine e molto altro per l'edizione 2022 della Città dei Ragazzi, che torna dopo 2 anni di stop causa pandemia. Il 24 aprile è una domenica dedicata a tutto il volontariato e quindi sarà una domenica di festa dove si potrà girare per Cittadella, per il centro storico di Cittadella e vedere tutte le varie attrazioni, tutte le varie associazioni che si metteranno in mostra con i nostri bambini, i nostri ragazzi. Saranno laboratori anche, immagino, dedicati proprio ai più piccoli. Beh, ci sarà di tutto, ci sarà da divertirsi, quindi l'invito è quello di arrivare alle 10 di mattina in modo da potersi godere l'intera giornata, perché veramente ci sarà da divertirsi impegnandosi. Il filo conduttore, I Care, mi prendo cura. È una giornata molto attesa, purtroppo per 2 anni abbiamo dovuto non farla, sospenderla per il motivo Covid, quindi siamo tutti in attesa di rivedere come si ripartirà, anche perché i bambini e i ragazzi sono quelli che hanno un po' sofferto la mancanza di socialità in questo periodo.
Ovviamente tutti con il naso all'insù domani per vedere che tempo farà, viste le tantissime idee proposte di un territorio, quello del Veneto, che vuole ripartire, che è ripartito già in modo davvero notevole con il weekend lungo di Pasqua e che vorrebbe fare il bis questo fine settimana col 25 aprile e poi magari arrivare al 1° maggio con l'abbrivio di una nuova volontà, di una nuova voglia di correre. Prima di salutarci vediamo i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Sono 6.984 le nuove positività riscontrate nelle ultime ore in tutto il Veneto, che portano il numero delle persone attualmente positive nella nostra regione a 75.318. Il numero delle persone positive dall'inizio dell'emergenza ha superato invece il 1.631.000 unità. Scendiamo nella seconda parte di questa tabella, che è quella che ci fa vedere come la sanità sta reggendo la spallata di questa fase della pandemia, perché ci sono dati piuttosto interessanti. Sono infatti 864 le persone attualmente ricoverate in area non critica, 35 quelle ricoverate in terapia intensiva. Sono numeri in calo perché sono 20, c'è un saldo negativo di 20 unità nelle aree non critiche del Veneto, quindi questo vuol dire che si stanno svuotando, anche se ovvio l'emergenza non è ancora finita. Bisogna sempre prestare attenzione a quelle che sono le cose che facciamo ormai tutti i giorni, fra mascherine, igienizzazione e assembramenti vari. Cambia poco in terapia intensiva, bilancio negativo di un'unità, quindi sostanzialmente non ci sono variazioni. Sono da segnalare purtroppo ancora 6 decessi. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento al TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.